Queste sono le ultime note che Francesco Paolo Frontini scrisse nel lontano 1939, pochi giorni prima di morire, quasi ottantenne. Io sono Roberto Frontini, suo pronipote, e vivo a Lipsia in Germania. È un vero peccato che la sua musica romantica e melodiosa, ai suoi tempi molto apprezzata, sia oggi dimenticata. Non esistono molte incisioni delle sue opere pianistiche ed è per questo che anch'io, arrivato ai 70 anni ed in pensione dalla mia professione di farmacista ospedaliero, mi sono deciso a registrare la sua musica per mantenerla viva anche a 160 anni dalla sua nascita. Francesco Paolo Frontini ha scritto tra il 1875 e il 1939 più di 200 pezzi per pianoforte a due mani. Sono piccoli pezzi caratteristici che non sono mai stati pensati per il podio delle grandi sale, ma più per l'uso casalingo della buona borghesia. Musica da salotto. Pezzi come la Serenata Araba o il Piccolo Montanaro erano quasi il repertoire d'obbligo per le giovani pianiste e giovani pianisti della buona borghesia. È per questo che mi sono deciso a registrare la sua musica non in uno studio o su un podio, ma nel mio salotto, dove ho la fortuna di possedere un meraviglioso Steinway & Sons modello B e un'attrezzatura professionale per la registrazione. Questo rende meglio l'acustica per cui sono state scritte ed il carattere di queste miniature. Bisogna ricordarsi che Francesco Paolo Frontini era figlio dei suoi tempi, figlio della tradizione romantica dell'opera italiana del verismo, figlio della tradizione del canto popolare siciliano. Insieme alla sua attività di insegnante alla scuola musicale di Catania, per Francesco Paolo la composizione era anche un'importante forma di introito e per questo non ha esitato a pubblicare alcuni dei suoi pezzi più famosi sotto gli pseudonimi di Onorato Piccini, Franz Gott Hartmann o Oscar Florange, per poterli vendere a diverse case editrici. Per la stessa ragione, non tutte le sue composizioni raggiungono un alto livello musicale, ma sono più, anche se piacevoli, pezzi di musica da salotto dei suoi tempi, o sono da capire nell'ambito della tradizione patriottica italiana prima e durante la Prima Guerra Mondiale. Ma tra questi ci sono anche gioielli musicali di grande bellezza e profondità, che pure oggi sono un ottimo esempio di musica romantica. Di questo ne parlerò più tardi. La prima idea di questo progetto l'ho avuta quando ho scoperto tra gli spartiti che ho ereditato da mio padre dopo la sua morte nell'anno 2000 alcuni pezzi molto belli che mio padre aveva studiato da giovane pianista. Mio padre aveva incontrato a Catania nel 1936 Francesco Paolo, che gli dedicò questa fotografia, che è per me un emozionante legame alla tradizione musicale della mia famiglia. Ma è dovuto alla passione di suo pronipote Pietro Rizzo, che avendo ereditato tutti gli spartiti, li ha messi a disposizione pubblicando le PDF sulla libreria elettronica Petrucci Music. Senza il suo aiuto non avrei mai potuto incominciare questo progetto. Ma ritorniamo alla musica di Francesco Paolo Frontini. All'inizio del XX secolo la musica era in un periodo storico di trasformazione. Se solo pensiamo alla Sac du Printemps di Stravinsky del 1913, alla scuola viennese di Arnold Schoenberg,
all'opera Wozzeck di Alban Berg, completata nel 1921. Ma era anche il tempo di Puccini, di Mascagni, di Leoncavallo. Francesco Paolo non ha mai apprezzato la musica avanguardistica, ma è rimasto legato alla tradizione lirica dell'opera italiana. La sua opera Malia, eseguita per la prima volta a Bologna nel 1893 e di cui io possiedo uno spartito con una dedica del compositore a mio padre, ne dà, insieme ad altre 6 opere, chiara testimonianza. Ma anche la sua musica per pianoforte è legata al canto e alla tradizione romantica. Specialmente Chopin ha senza dubbio influenzato la sua musica, non solo nella sua composizione Souvenir de Chopin. Ascoltate per esempio il preludio in Mi minore di Chopin. Eccetera. E adesso Schianto, una composizione di Francesco Paolo del 1906. Eccetera. Schianto non è un semplice plagio, ma l'ispirazione del preludio di Chopin è lampante. Il fatto che Francesco Paolo negli ultimi suoi anni di vita abbia scritto quasi esclusivamente musica per pianoforte ci fa capire che importanza avesse avuto questo strumento per lui. Ma non è musica pianistica, anche se a volte tecnicamente non facile. Molti dei suoi pezzi esistono anche in una versione per canto o sinfonica. Francesco Paolo non ha mai scritto una sonata o un pezzo più lungo di alcuni minuti. La sua musica è musica per canto trasferita sul pianoforte. Sono canti senza parole ed è così che bisogna capirla. Formato musicalmente in Germania sulle radici intellettuali di Bach, Beethoven, Bruckner e specialmente della scuola viennese di Alban Berg, potrei come molti disprezzare la musica di Francesco Paolo Frontini come musichetta da dilettanti. Ma questa attitudine aristocratica non mi piace, perché in ogni genere di musica ci sono pezzi belli e pezzi brutti. È per questo
che ho cercato di rivalorizzare la sua musica con un'interpretazione più moderna. Per esempio, evitando l'uso eccessivo del pedale, anche se a volte prescritto dal compositore, accelerando alcuni tempi, ma specialmente cercando di tenermi molto alle indicazioni date dal compositore per accentuare tutte le sfumature di questa musica. Spero molto che questo serva a far rivalutare queste composizioni e specialmente desidererei con questo progetto dare tributo alla tradizione musicale della mia famiglia.